Il tram di Opicina torna in servizio da questo sabato, 1 febbraio, dopo 8 anni di stop. Tele4 seguirà le prime 2 corse in diretta a Sveglia Trieste. Un ragazzo determinato e pieno di vita, il ricordo di Luca Grieco, il 26enne agente immobiliare morto nell'incidente in moto in via Coroneo. Furti in appartamento a Trieste, stavolta in via Commerciale, con intrusione da una finestra. Ormai siamo ad almeno un episodio al giorno a Trieste provincia. Piano oncologico, l'assessore Riccardi sana la ferita con il sindaco di Gorizia Ziberna. Nel PD invece si apre una crepa dopo i 3 voti a favore dei battitori liberi. Sicurezza nell'Isontino, confronto con il prefetto e questore, dal sottosegretario agli interni Molteni e l'europarlamentare Cisint. Questura e farmacie assieme per contrastare l'odioso fenomeno delle truffe agli anziani, con una campagna informativa mirata nei punti vendita del territorio. Colpo a centrocampo della Triestina, che prende il centrocampista 34enne Artur Ionita del Lecco, dove va invece in prestito Christopher Attis. Telespettatori di Tele4, buonasera e bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Sabato 1 febbraio torna in funzione il tram di Opicina. Per l'occasione Sveglia Trieste partirà alle 6:50 per seguire in diretta la prima corsa, che partirà da Piazza Dalmazia verso Opicina alle 6:53. Sentiamo. Però adesso se non parte all'1 ma parte... Il sindaco di Piazza un paio di giorni fa ancora non aveva ufficializzato la notizia. Ora attraverso un comunicato stampa vi è finalmente la certezza. Sabato 1 febbraio ritorna il tram di Opicina. La prima partenza della giornata è alle 6:53 da Piazza Dalmazia, da cui si muoveranno e dove arriveranno tutte le vetture. L'ultimo tratto di binario fino a Piazza Oberdan non sarà dunque percorso. La prima corsa da Opicina a Trieste partirà alle 7:43. L'ultima corsa della giornata arriverà a Opicina alle 20:18. Nelle prime settimane Trieste Trasporti riattiverà il servizio con una sola vettura. Nelle prossime settimane, con il completamento dell'installazione dei nuovi sistemi frenanti, anche le altre vetture progressivamente rientreranno in servizio. Per i primi giorni sono dunque previste 10 corse verso Opicina e 10 corse verso Trieste. Quindi, con il servizio a pieno regime, secondo il nuovo orario già disponibile, le corse giornaliere saranno 20 verso Trieste ed altrettante verso Opicina. Si chiude dunque un capitolo lunghissimo che ha comportato la sospensione del servizio a partire dal 16 agosto del 2016 in seguito ad un drammatico incidente. Da allora poco meno di 9 anni caratterizzati da richieste di adeguamento a bordo degli stessi tram lungo il tragitto e contrassegnati da una serie di polemiche. Il tutto si spera messo definitivamente in deposito a partire dalla prima mattina di dopodomani. Questa sera torna l'appuntamento con Ring, gli ospiti saranno Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia, Roberto Cosolì del Partito Democratico, Massimo Moretuzzo di Patto per l'Autonomia, Antonio Calligaris della Lega. Alle 22:30 l'intervista a Riccardo Riccardi, assessore regionale alla sanità. Il sondaggio Meloni indagata, chi ha ragione? Governo o opposizioni, la possibilità di dire la propria attraverso i numeri che vedete in grafica, con il risultato poi che verrà discusso proprio nel corso della puntata di Ring. Andiamo alla cronaca. Il giovane motociclista coinvolto ieri nel terribile incidente di via del Coroneo non ce l'ha fatta. Luca Grieco, 26 anni, faceva l'agente immobiliare, aveva studiato economia, aveva militato nei Giovani di Forza Italia. Luca Grieco non ce l'ha fatta. Il 26enne motociclista è morto all'ospedale di Cattinara, dove era stato ricoverato in seguito al terribile incidente di ieri in via del Coroneo. Luca si trovava alla guida della sua moto quando si è schiantato contro un'auto che stava girando a sinistra in Foro Ulpiano. La moto è stata sbalzata per circa 7 metri e il ragazzo è finito sotto un'altra automobile. Rianimato sul posto, Luca è stato portato in codice rosso al pronto soccorso di Cattinara. Il quadro clinico era apparso sin da subito molto compromesso. Il giovane triestino che faceva l'agente immobiliare era conosciuto in città, aveva studiato economia all'università e in passato aveva anche militato nei Giovani di Forza Italia, ma negli ultimi anni aveva abbandonato l'attività politica per dedicarsi al lavoro. Il ricordo di Giacomo Manià, che lo ha conosciuto. Io Luca l'ho conosciuto anni fa, praticamente era ancora un bambino quasi, e poi negli anni ci siamo un po' persi di vista e ultimamente ci vedevamo solo per delle pause caffè, visto che aveva trovato lavoro un paio di anni
anni nell'ambito immobiliare vicino al mio ufficio, quindi ci vedevamo nelle pause caffè, scambiavamo qualche opinione così su quello che era stato il passato nell'ambito politico, ma anche poi in quello che stava facendo come ambito lavorativo. Era un ragazzo sicuramente pieno di vita, ambizioso, determinato, ed è difficile trovarne al giorno d'oggi. Sono rimasto anche sconvolto perché l'ho visto poco tempo fa per un caffè, proprio tra una pausa pranzo e l'altra, e si diceva appunto anche, insomma, mi dispiace soprattutto per la famiglia, perché credo che in questi momenti qua indescrivibili, io la pelle d'oca sinceramente, perché poi è successo ieri. L'hai visto sorridente e poi il giorno dopo, soprattutto per chi resta, quindi la famiglia, gli amici e la fidanzata, so che ce l'aveva, veramente sono senza parole ancora, sono senza parole. Ancora un furto in appartamento, questa volta in via Commerciale. I ladri hanno forzato la finestra di un bagno, hanno messo l'alloggio a soqquadro e sono scappati con un bottino di circa 400 euro in contanti. Indagine affidata ai carabinieri. Momento delicato a Trieste sul fronte sicurezza, in particolare riguardo furti in esercizi commerciali e appartamenti privati. L'ultimo, notificato ai carabinieri, si riferisce alla giornata di ieri, mercoledì 29 gennaio. I militari dell'Arma sono intervenuti in un appartamento in via Commerciale su richiesta del proprietario che nel rincasare ha trovato la casa a soqquadro. I ladri hanno forzato la finestra del bagno e si sono introdotti nell'alloggio rubando circa 300-400 euro in contanti e lasciando la casa in disordine. I carabinieri della stazione di Guardiella hanno svolto i rilievi ma non hanno trovato tracce utili ai fini del repertamento. Questa modalità differisce in parte da altre già segnalate dai proprietari di appartamenti presi di mira dai ladri, che avevano puntato piuttosto alla porta d'ingresso, riuscendo ad aprirla attraverso un mezzo specifico, il cosiddetto grimaldello bulgaro. Questo strumento è già all'attenzione delle forze dell'ordine, che stanno svolgendo una campagna informativa, in particolare sui social network, per spiegare la dinamica e fornire suggerimenti utili del caso per evitare spiacevoli sorprese. Appartamenti ma anche esercizi commerciali. Negli ultimi giorni presi di mira tabacchini e bar, senza dimenticare la rapina ai danni della 78enne in via Foscolo. Un momento intenso per quanto riguarda questi fenomeni di criminalità che colpiscono a macchia di leopardo diverse zone della città. Tanto i carabinieri quanto la polizia di Stato hanno spesso dalla loro dei video delle telecamere di sorveglianza posti agli angoli della strada, ma anche quelle private, collocate all'esterno dei locali o quelle interne delle abitazioni private. Questura e farmacia assieme per contrastare l'odioso fenomeno delle truffe agli anziani attraverso una campagna informativa mirata nei punti vendita sul territorio. Dalla truffa del falso incidente con poliziotto o carabiniere che sia, a quella della ragazza avvenente, sino ai casi informatici con amicizie sui social che in realtà prendono forma di un raggiro. E per evitare queste ed altre forme di truffe che la Questura ha messo in campo una campagna informativa con la collaborazione di 70 farmacie sul territorio della provincia di Trieste. In accordo con Federfarma, nei punti vendita sarà possibile visionare i poster o prendere un pieghevole informativo con tutte le informazioni preventive e i numeri utili da chiamare. Abbiamo pensato alle farmacie e quindi di lavorare insieme ai farmacisti, perché credo che le farmacie siano il luogo più frequentato in assoluto dalle fasce deboli, perché insomma quasi tutte le persone che hanno una certa età hanno bisogno del farmacista, di prendere medicinali, e quindi questa campagna che dobbiamo fare è una campagna assolutamente essenziale. Il Questore ha fatto anche il punto sulle misure di prevenzione attivate nelle 3 zone rosse del centro di Trieste. Avete visto che abbiamo una sorta di presidio fisso in largo Barriera, la mattina si alternano, c'è un reparto mobile della polizia o il battaglione dei carabinieri, dal pomeriggio alla sera c'è una presenza nostra, dei carabinieri della finanza e dei vigili della polizia locale. Stiamo prestando molta attenzione in questa zona, ma non dobbiamo considerare che tutta la città ha bisogno della nostra attenzione, quindi non bisogna trascurare le altre zone. Abbiamo un servizio alto impatto domani e dopodomani, ne stiamo facendo ormai 2 a settimana, è uno sforzo, un impegno costante da parte di tutte le forze dell'ordine sul territorio. Ancora sicurezza, ma ci spostiamo nell'Isontino, confronto con il prefetto e questore di Gorizia, il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e l'europarlamentare Anna Maria Cisinte.
Rafforzamento degli organici di polizia anche per evitare che personale dell'Isontino sia costretto a supportare puntualmente il CPR di Gradisca, controlli sul territorio e contrasto alla criminalità. Sono i temi di cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e l'europarlamentare, già sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, hanno discusso oggi con il prefetto e il questore di Gorizia, recandosi in visita anche ai commissariati del Monfalconese. Ho visitato il commissariato di Monfalcone, di PS, la stradale e la Polfer. C'è una richiesta di rafforzamento degli organici, di difesa e mantenimento dei presidi. Siamo qua per dare delle risposte a quelli che sono dei bisogni e delle esigenze concrete, tenendo ben fermo e presente il tema dell'immigrazione, che è evidentemente, soprattutto in una provincia di frontiera di confine come quella di Gorizia, un tema incidente. Ma i dati, soprattutto dalla sospensione di Schengen, la ripristino del controllo alle frontiere, sono dati incoraggianti: meno 48% di rimpatri, più 190% di allontanamenti. È la dimostrazione che il ministro Piantedosi, che tocca spesso queste zone, e il governo hanno a cuore questa parte del territorio del Friuli Venezia Giulia. Posto che al momento non vi sono misure specifiche pronte a scattare nel breve nella città dei cantieri, la Cisint guarda con favore ai primi risultati nell'applicazione della misura delle zone rosse, già operative per esempio anche nella città di Trieste. Dove sono state applicate hanno dimostrato di avere una valenza. Ricordo che quando il ministro Salvini ha avviato con i decreti sicurezza la possibilità dei DASPO, noi l'abbiamo raccolta immediatamente modificando il regolamento e abbiamo attuato queste misure che sono servite tantissimo a questa città. L'assessore comunale alla sicurezza Caterina De Gavardo ha fatto oggi il punto sull'operatività e le nuove dotazioni del reparto motorizzato della Polizia Locale di Trieste. Sentiamo. Basta con la vecchia concezione dei vigili urbani, la polizia locale è sempre più una forza di polizia che opera a 360 gradi, anche con il servizio notturno fino alle 2. Uno degli esempi più lampanti di questa operatività, a presidio della sicurezza del cittadino, è il reparto motorizzato composto da 52 effettivi con a disposizione 8 moto e 12 autoveicoli, fra cui figura anche la nuova Fiat Tipo dotata di cellula di sicurezza, un presidio sempre più fondamentale in caso di arresto di facinorosi, che si somma al tradizionale lavoro su incidenti stradali, controlli, emergenze su strada, indagini, oltre al supporto ai grandi eventi e all'attività di divulgazione. Sono il pronto intervento della polizia locale, quelli che si occupano di rilevare gli incidenti, ma anche delle eventuali indagini che servono successivamente agli incidenti stessi. Si occupano del controllo stradale, si occupano di tutto quello che concerne la viabilità e il traffico nella nostra città e inoltre sono quelli che vanno nelle scuole a parlare di educazione stradale. Questo è un tema molto importante a cui tengo tantissimo. È fondamentale che siano gli stessi operatori, quelli che vivono la strada, che vedono gli incidenti, a parlare con i nostri ragazzi, perché rendono evidentemente le lezioni particolarmente coinvolgenti. Sono 52 operatori altamente formati che ultimamente abbiamo anche affiancato al nucleo interventi speciali, quindi c'è un passaggio di informazioni, di competenze, di formazione tra questi due nuclei, perché questi operatori devono essere in grado di gestire tutto ciò che succede nella strada. È stato approvato in commissione il nuovo piano di rete oncologica. L'assessore alla salute Riccardo Riccardi sarà ospite questa sera a Ring. Qualche anticipazione e più di un sassolino che si toglie dalla scarpa dopo settimane di polemiche. Il mestiere del partito e della politica è quello di dire che questa è una regione, una delle 3 regioni a non avere la rete oncologica, e che i suoi esiti possono migliorare in maniera rilevante a beneficio delle persone. Quindi il nostro compito è quello di dire quali sono, di dare le garanzie che il sistema professionale abbia gli strumenti per poter curare meglio la gente. Quindi, quando leggiamo gli attacchi, le cose, le semplificazioni che sono funzionali soltanto al fine spicciolo, quando io vedo un consigliere regionale del PD che siccome domani deve fare candidato a sindaco di Pordenone, deve venire a spiegarci con Fasola come funziona l'operazione al colon o a retto, oserei dire un'altra cosa, che ieri è stata... C'è stato un imbarazzo in aula. Noi abbiamo anche qualche medico che fa il consigliere regionale. E il paradosso è che tutte queste cose sono le stesse scritte nei documenti del 2010 e nel 2017. Sì. E guarda caso, qualcuno che oggi è diventato consigliere regionale faceva il medico, magari in qualcuno dei documenti ci ha pure lavorato. Dicevano le stesse cose
che sta dicendo il dottor Fasone in questo lavoro che stiamo completando. Addirittura mi sono sentito dire che va preservata l'attività oncologica nelle strutture del privato accreditato. Quando io, che sono considerato da loro quello che vuole privatizzare, dice che noi nelle attività complesse come quella oncologica noi dobbiamo riportare tutto dentro il pubblico, e non è che il privato accreditato sia stato così contento. E dopo il voto contrario del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, al piano oncologico regionale, l'assessore alla salute Riccardo Riccardi ha incontrato lo stesso Ziberna per un chiarimento complessivo riguardante la sanità esontina. Oltre al nodo urologia è stata affrontata la delicata questione della cardiologia. Prima mi dicono che è un atto politico e l'unico che vota contro questo atto politico è un sindaco del mio partito, a dimostrazione che poi insomma, tra persone ci si capisce e le soluzioni si trovano. E alla fine un chiarimento c'è stato tra l'assessore regionale Riccardi e il sindaco di Gorizia Ziberna, che al CAL aveva votato contro il piano oncologico regionale, chiedendo tutele per l'eccellenza dell'urologia goriziana. Ho rassicurato il sindaco sul fatto che il comitato oncologico regionale sarà presente anche la componente chirurgica e quindi anche il capo del dipartimento chirurgico del presidio Monfalcone Gorizia farà parte di questo gruppo. Ma il tema più delicato sul tappeto è sicuramente il destino della cardiologia di Gorizia, dopo la delibera della giunta regionale che intendeva concentrare le degenze a Monfalcone e che ha sollevato una vera e propria levata di scudi bipartisan nel capoluogo esontino. Riccardi ha ribadito che la struttura dovrà essere una sola e su tutto il territorio, ma c'è il tempo di decidere dove collocarla. L'Esontino ha la necessità di avere la presenza di una unità di terapia intensiva cardiologica, è evidente, avendo 2 ospedali, Gorizia rivendica una scelta del passato, è evidente che noi però sul fatto che questo territorio abbia una struttura rispetto alle 2 esistenti dovremmo arrivare lì, anche perché se non arrivassimo lì non avremmo la capacità di avere il sistema professionale disponibile. I professionisti non ce li inventiamo e di conseguenza saremo chiamati a questo tipo di decisione. Non dimentichiamo che io sto operando su mandato di tutti i 40 consiglieri comunali di Gorizia, oltre che naturalmente del territorio, perciò il primo risultato condiviso è che l'atto sarà modificato e perciò avremo tutto il tempo di approfondire, come diceva l'assessore, con i tecnici che abbiamo sentito oggi quale sarà la dislocazione. Perciò io ringrazio l'amministrazione regionale per aver accolto naturalmente questo nostro appello. È mancata la necessaria coesione interna su un tema che è molto delicato. Così il capogruppo del Partito Democratico Diego Moretti riguardo le posizioni del stesso partito sul piano oncologico regionale. La conferenza stampa indetta per questa mattina da parte del Partito Democratico è stata annullata, sempre in mattinata. Il motivo? Non c'è stata compattezza di vedute interne ai Dem sul piano oncologico regionale, ovvero l'oggetto della convocazione alla stampa. L'argomento è stato affrontato ieri dalla terza commissione consigliare, dove in fase di dichiarazione i consiglieri Cosolini e Martinez hanno espresso un voto favorevole al piano, seppur con qualche riserva e premessa. Io ritengo che ci siano degli aspetti positivi, li ho detti l'altra volta. Tanto io vedo il bicchiere mezzo pieno nel fatto che si parte, a condizione che, e questo è un messaggio che lancio all'assessore, sperando che lo riprenda, lancio a chi sarà il coordinatore della rete, queste settimane siano servite a capire che non è, come dire, non è confezionato un pacchetto finito e completo, ma viene dato un mandato ad andare avanti in un percorso che richiede che si sciolgano strada facendo una serie di nodi. Un punto fermo che trovo è che si rafforza in una situazione strategica come quella delle patologie tumorali il ruolo della sanità pubblica. Io chiederei di non derogare da questo principio. Dato di fatto che in tema salute ogni giudizio viene calibrato con una certa sensibilità, la mancata coesione interna al Partito Democratico ha rimandato l'uscita ufficiale del gruppo, che lunedì, quando si ritroverà in Consiglio, avrà modo di confrontarsi. Moretti non si dichiara amareggiato, piuttosto parla di una mancata compattezza che a conti fatti però ha creato una spaccatura interna. Su un tema come questo, per certi aspetti è normale che vi fosse una diversità, una sensibilità anche tra i singoli consiglieri e i singoli commissari. Sicuramente rispetto a un voto in ordine sparso, posto che questa è stata la scelta che alla fine abbiamo fatto su un tema così importante,
ci sarà un chiarimento nei prossimi giorni. Lavori su immobili posti in aree vincolate, interventi su facciate, apertura di strade e posa di impianti, oltre che realizzazione di cartelloni pubblicitari in prossimità dei beni paesaggistici. Tutti i casi nei quali il parere delle soprintendenze potrebbe non essere più vincolante. E questa è la sostanza di una proposta voluta dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e inserita nel fascicolo degli emendamenti della legge di conversione del decreto Cultura. Si tratta, va detto, per ora solo di una proposta che punta a più semplificazione, come spiega una nota della Lega. L'obiettivo è infatti liberare gli uffici dalle pratiche che non riguardano i grandi monumenti o le rilevanti opere storiche, affidando ai comuni l'ultima parola su tutte le altre decisioni urbanistiche e paesaggistiche, perché il parere delle soprintendenze non sarà più vincolante. Noi ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torneremo tra poco con altri servizi. Ben ritrovati con il nostro telegiornale. Questo pomeriggio, nel corso di un incontro aperto alla stampa, è stato fatto il punto sull'utilizzo di 3 escavatori elettrici utilizzati per gli interventi in Porto Vecchio e Porto Vivo. Il test è stato superato. Sentiamo Umberto Bosazzi. Adriacos è una delle ditte incaricate dei lavori in Porto Vecchio e Porto Vivo. Per quanto di sua competenza, l'impresa di costruzioni con sede a Latisana ha operato utilizzando 3 escavatori di ultima generazione prodotti dalla giapponese Hitachi. Si tratta di macchinari elettrici a 0 emissioni, l'uso dei quali in un contesto quale il Vecchio Scalo è stato considerato una sorta di test. Il test è concluso positivamente. Noi in questo cantiere abbiamo utilizzato 3 tipologie di escavatori e tutti 100% elettrica, e tutti avevano la possibilità di essere ricaricati quotidianamente. Quindi siamo riusciti in ogni caso, pur utilizzando escavatori elettrici, a realizzare le opere che avevamo in programma. Questo pomeriggio i risultati di tale sperimentazione sono stati oggetto di un incontro al Centro Congressi che, oltre a fare il punto sulle future potenzialità di tali soluzioni, di fatto ha consentito alla Regione e al Comune di sottolineare una volta di più il proprio impegno in tal senso. Anche a livello di lavori pubblici, anche a livello di importanti interventi come quello che viene fatto a Porto Vecchio, si può utilizzare dei strumenti, degli escavatori che hanno in qualche modo la sostenibilità nel loro DNA. E Adriacos da questo punto di vista è un'impresa che nel tempo ha dimostrato grandissima attenzione verso questo obiettivo. Così abbiamo fatto già da anni con il progetto Noemix, quando la Regione si è dotata di un parco importante di centinaia di veicoli elettrici con ricariche però da fonti rinnovabili. Quindi non solo annunciamo la transizione ecologica e quella energetica, ma anche la decliniamo per quanto riguarda la nostra competenza. Il Comune, è noto, guarda lo sviluppo del Porto Vecchio con un'attenzione massima ad ogni elemento. Il test non solo può dirsi superato, ma può essere pure considerato un esempio di buona pratica. Siamo contenti che sia stato scelto il Porto Vecchio come primo cantiere in Italia per sperimentare queste macchine, che sono utili non solo sotto il profilo ambientale, ma anche perché consentono di lavorare in aree e situazioni dove c'è una incompatibilità con l'emissione di gas. Ed è stata presentata oggi la riqualificazione di Piazza Transalpina a Gorizia e Nuova Gorizia in vista dell'avvio degli eventi per la Capitale Europea della Cultura 2025. Così siamo ragazzi, noi siamo giovani. È considerato il luogo più iconico della vita transfrontaliera. Da oggi è pronta per ospitare un evento di importanza storica per Gorizia e Nuova Gorizia, quale la cerimonia congiunta di apertura di Go 2025. A pochi giorni dall'inaugurazione della Capitale Europea della Cultura Borderless, il GECT Go ha annunciato il completamento dei lavori di riqualificazione della piazza al confine tra Italia e Slovenia. 4.200.000 euro di investimento. Il presidente Paolo Petiziola ha accolto Aleksandr Jevšek, ministro per la coesione e lo sviluppo regionale della Repubblica di Slovenia, Barbara Zilli, assessore alle finanze del Friuli Venezia Giulia, e i sindaci di Nuova Gorizia e Gorizia, Shamo Turel e Rodolfo Ziberna. Il progetto di ristrutturazione di Piazza Transalpina, ha osservato Jevšek, non è solo uno dei progetti delle politiche di coesione, è il primo progetto nella storia dell'Unione Europea in cui
cui 2 paesi e 2 città hanno contribuito con i fondi dell'investimento territoriale integrato, il meccanismo della politica di coesione europea dedicato allo sviluppo urbano. Piazza Transalpina è un simbolo dello spirito europeo e una delle location principali della capitale europea della cultura transfrontaliera. E oggi questa consegna della piazza alle 2 comunità sia un esempio anche della grande caparbietà delle comunità coinvolte, sia un esempio di buon governo, perché c'è sempre stata grande capacità di insieme mettere a terra le soluzioni migliori senza guardare a reciproche recriminazioni, e quindi oggi tiriamo le fila, e tirare le fila significa consegnare a Nova Gorica e Gorizia un territorio che è pronto ad accogliere questa capitale europea della cultura, soprattutto con uno sguardo importante ai giovani, ai nostri giovani che qui vivono e ai giovani che qui vorranno venire a respirare un po' di atmosfera mitteleuropea, studiare un po' di storia. Andiamo allo sport, andiamo alla Triestina e andiamo al mercato, perché la Triestina ha acquistato il centrocampista moldavo Artur Ionita dal Lecco, squadra a cui l'Unione ha ceduto a titolo temporaneo Christopher Attis. Ionita, 34 anni, ha disputato l'ultimo match proprio contro i rossolabardati domenica allo Stadio Rocco. La Triestina centra un importante acquisto nel suo mercato di riparazione, prendendo dal Lecco a titolo definitivo il centrocampista moldavo Artur Ionita, un acquisto che in realtà rappresenta quasi uno scambio, visto che sempre il club alabardato oggi ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Christopher Attis, che andrà a chiudere la stagione proprio al Lecco, che avrà l'opzione del diritto di riscatto. Ionita, classe 1990, si è legato all'Unione con un accordo fino al 30 giugno 2026. Cresciuto calcisticamente in patria allo Zimbru Chisinau, dopo un importante quadriennio alla Rau in Svizzera, è approdato in Italia, militando ininterrottamente in Serie A dalla stagione 2014-2015 e il campionato 2020-2021, totalizzando 221 presenze, 14 gol e 12 assist tra campionato e Coppa Italia con le maglie di Hellas Verona, Cagliari e Benevento. Con i campani ha giocato anche la stagione 2021-2022 in Serie B, con 41 presenze, 2 reti e un assist tra campionato, playoff e Coppa Italia. Lasciato il Benevento, Ionita si è trasferito, sempre in Serie B, prima al Pisa e poi al Modena, 26 gare, 1 gol e un assist, e l'anno scorso a Lecco, mettendo insieme 36 presenze, 4 reti ed altrettanti assist. Nella prima parte dell'attuale stagione è rimasto ancora in blu celeste, scendendo in campo in 15 occasioni, l'ultima delle quali domenica scorsa a Rocco proprio contro la Triestina, andando 2 volte a bersaglio e servendo un assist in questa prima parte di campionato. L'acquisto di Ionita va a riempire la casella lasciata libera da Vallocchia nella zona mediana del campo, potendo ricoprire sia il ruolo di centrocampista centrale con incarichi di regia che quello di interdittore, ma anche trequartista all'occorrenza. Nel match contro i rossolabardati il giocatore ha creato qualche grattacapo anche come esterno di centrocampo, ruolo di adattamento che ha interpretato in qualche occasione. Nel suo curriculum Ionita può vantare anche 75 presenze, 5 reti con la nazionale del proprio paese, oltre al premio di calciatore moldavo dell'anno, conseguito nel 2014 e nel 2019. Primo appuntamento ieri al Teatro Miela della stagione concertistica 2025 della Chamber Music all'insegna di Brahms. 15 gli appuntamenti per il cartellone numero 30 che propone anche 3 eventi fuori abbonamento. Rimanda al titolo italiano di un film degli anni 60, Le piace Brahms, il claim della 30ª stagione di concerti promossa dalla Chamber Music. Cromatismi 4.0 si è aperto con la Philharmonische Camerata Berlin, 6 professionisti impegnati in un programma dedicato al compositore tardo romantico tedesco. Brahms è sicuramente uno dei più grandi compositori della sua epoca. Credo che non ci sia da dire di più, considerando le sinfonie, il concerto per violino, i concerti per pianoforte e tutta la musica da camera composta, è proprio un farro nella composizione sinfonica e cameristica. Gli appuntamenti della stagione in programma al Teatro Miela sono 15. Il cartellone estremamente vario propone perlomeno un'altra chiave di lettura, ovvero quello sguardo per certi versi obbligato da queste parti ai compositori dell'Est Europa. Ai recital in abbonamento si aggiungono 3 eventi speciali: una festa per il compleanno della fabbrica di pianoforti Steinway, il concerto del quartetto Euphorie al Tartini e gli auguri di Natale con il coro da camera Vicra diretto da Petra Grassi
passi alla sala Tergesta dell'Hotel Savoia. Sarebbe persino superfluo sottolineare il significato che per l'associazione riveste un compleanno rotondo così importante, soprattutto pensando alla scena triestina di metà degli anni 90. Allora Chamber Music vi si inserì, magari timidamente, per conquistare nel tempo un ruolo di estrema importanza attraverso una serie di iniziative di pregio, come dimostra il successo che arride alla manifestazione. Il secondo appuntamento è in programma il 12 febbraio. Il quartetto Adorno, con il pianista Roberto Prosseda, eseguirà, oltre che di Brahms, brani di César Franck. Gli incontri del cinema d'autore traslocano per quest'anno da Lucca a Gorizia in occasione di Go 2025, Capitale Europea della Cultura. Oggi la presentazione. Il prossimo autunno Gorizia e Nova Gorizia ospiteranno la 25esima Convention nazionale Incontri del Cinema d'Essè, questa volta targata Friuli Venezia Giulia e Go 2025. L'evento è uno tra i più importanti del calendario della Capitale Europea della Cultura, un appuntamento unico per l'industria e per i cinefili di tutta Italia, occasione di ritrovo nella filiera operativa del cinema, produttori, distributori, esercenti, autori, giornalisti e organizzatori di festival. Giuseppe Longo, presidente dell'Associazione Palazzo del Cinema, esprime il suo orgoglio nell'ospitare l'iniziativa. Siamo felicissimi che ospitiamo qua, io dico sempre in Friuli Venezia Giulia, a Gorizia, le giornate internazionali, gli incontri della FICE, che è un momento importantissimo sia per il cinema italiano, sia per il cinema europeo e sia per il cinema internazionale e per gli addetti ai lavori, ma ci saranno tantissime anteprime dove appunto il pubblico potrà anche vederle addirittura gratuitamente a Gorizia. Il trofeo consegnato cambierà forma adattandosi alla città ospitante in una rappresentazione del merletto goriziano. Mancano pochi giorni ma già si respira il profumo della capitale europea della cultura imminente e già con questa presentazione delle giornate della FICE, evento prestigiosissimo che quest'anno proprio in occasione della capitale europea della cultura si svolgerà a Gorizia e a Nuova Gorizia, si entra nel vivo del programma, un programma culturale di alto livello, in questo caso davvero il cinema di d'Essè, il cinema ad alta qualità italiano vivrà qua delle giornate memorabili. Era l'ultimo servizio di questa nostra edizione del telegiornale, grazie per averci seguito e una buona serata.